sta preparando per dare l'ultimo saluto a Gilberto Benetton, morto lunedì sera. Oggi alle 13:30 in ospedale La Camera Ardente, proclamato il lutto aziendale negli uffici del gruppo. Un incendio è divampato questa mattina in un capannone di Pellami, paura ad Oriago per il fumo nero e il forte odore. Tragedia sfiorata a Conegliano, una bimba di 1 anno e mezzo è precipitata dal balcone finendo sul terrazzo sottostante, la piccola è ricoverata in ospedale a Treviso. Il questore di Padova ha chiuso per 45 giorni un locale ritenuto ritrovo di spaccio e delinquenza, si tratta della 4ª sospensione in 3 anni. I carabinieri di Vicenza scoprono 5 migranti nascosti tra la merce trasportata a bordo di un tir. I giovani erano in fuga dalla Tunisia. Assemblea ANCI in corso a Rimini, il sindaco di Treviso, Conte fa il bilancio della prima giornata, confermati, dice, i soldi del bando periferie in arrivo già dal 2019. Marzia Bisognina di Arzignano è la youtuber italiana più famosa al mondo, ma nonostante i suoi 7 milioni e mezzo di follower ha deciso di dire addio al web, devo cercare la mia strada, ha spiegato. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo dunque parlando della scomparsa di Gilberto Benetton, mentre la città di Treviso si prepara a dargli l'ultimo saluto venerdì mattina in Duomo. Oggi alle 13:30, quindi tra circa un'ora, si aprirà in ospedale a Treviso la Camera Ardente, mentre nel giorno dei funerali è stato proclamato il lutto aziendale negli uffici del gruppo. Treviso si sta preparando per dare l'ultimo saluto a Gilberto Benetton. La cerimonia si terrà venerdì mattina alle 11 nel Duomo di Treviso. Tante saranno le persone che vorranno salutare l'imprenditore e stringersi alla famiglia Benetton colpita da una serie di lutti. Profondo cordoglio nella Marca e da ogni parte d'Italia, dal mondo politico, economico e sportivo. È una persona che ho stimato e ammirato veramente molto e penso che Treviso debba essere fiera ed orgogliosa e grata per tutto il lavoro che Gilberto Benetton ha fatto. Il vuoto che lascerà Gilberto sarà difficilmente colmabile, ma sono convinto che grazie ai suoi grandi valori di padre che è riuscito a trasmettere ai propri figli la grande passione e il grande amore per la città, e sapranno portarlo avanti. Gilberto Benetton, che aveva fortemente voluto la Grada, donando alla comunità una cittadella dello sport utilizzata oggi da famiglie, giovani e bambini. Oggi Gilberto Benetton che cosa lascia qui, in questa cittadella? Lascia la sua vita, la sua passione, la sua presenza, lascia tanti ricordi. Venerdì la via al Duomo, e chi farà di tutto per esserci sarà Maurizio Gherardini, 14 anni a Treviso, fra le fila biancoverdi, il general manager dei Trionfi. Lo abbiamo raggiunto in Turchia, poche parole, tanta tristezza, era una persona speciale, non ci sono parole, farò di tutto, il possibile e l'impossibile per venire a Treviso. Adesso ci colleghiamo in diretta telefonica con Ilaria Marchiori, che ci aggiorna sull'incendio divampato questa mattina ad Oriago. Le fiamme hanno interessato un capannone di Pellami. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Oriago di Mira, dove questa mattina verso le 8 si è sviluppato un incendio in un capannone di via Ghebba, proprio nella parte centrale dell'edificio, che attualmente è vuota, e all'interno vi si trovano anche una serigrafia e un'officina carrozzeria. Sono stati i vicini a dare l'allarme non appena hanno visto levarsi una densa colonna di fumo nero in cielo, e quindi hanno chiamato i vigili del fuoco quando sono esplose anche le finestre del capannone, facendo poi fuoriuscire tutto il fumo. Sul posto sono giunte 4 squadre di pompieri, carabinieri e SUEM con ambulanza e automedica, anche se comunque non c'erano feriti, perché l'area del capannone, appunto come abbiamo detto, era vuota e le altre attività sono subito fuggite all'esterno. Il fumo e l'odore acre di materiale plastico bruciato si è diffuso a grande distanza. Era visibile proprio dalla camionabile. Verso le 9:15 comunque la situazione era già sotto controllo, visto anche il tempestivo intervento da parte dei vigili del fuoco. Ora al vaglio delle forze dell'ordine le cause che hanno fatto scaturire le fiamme. Sul posto anche l'intervento del nucleo radomobile dei carabinieri di Mestre e dei militari dell'Arma della Tenenza di Mira. Da Oriago è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie Ilaria Marchiori. Questore di Padova ha chiuso per 45 giorni un locale ritenuto ritrovo di spaccio e delinquenza. Il locale rappresenta ormai da tempo un punto di ritrovo per spacciatori e pregiudicati, spesso anche violenti, la cui presenza crea gravi turbamenti per l'ordine e la sicurezza pubblica, con potenziali pericolose ripercussioni per gli abitanti dell'intero quartiere cittadino. È la motivazione con la quale il questore di Padova ha sospeso per 45 giorni la licenza dell'Empires, locale in quartiere Borgomagno ai confini con l'Arcella. Il provvedimento è scattato dopo alcuni recenti controlli di polizia che hanno portato all'identificazione di numerosi nigeriani pregiudicati per reati contro le persone e il patrimonio e per spaccio di droga. In un caso nel locale era stato trovato per terra un involucro di quasi 60 grammi con 36 dosi di stupefacente pronte per lo spaccio. Si tratta della quarta sospensione in 3 anni, la prima per 15 giorni nel novembre del 2015, altri 30 giorni di sospensione nell'ottobre del 2016 e nel maggio del 2017, dopo una violenta rissa iniziata all'interno del locale e proseguita all'esterno, a cui parteciparono circa 70 persone e nella quale rimasero feriti 9 stranieri, tutti pregiudicati per spaccio. Tragedia sfiorata nel Trevigiano, a Conegliano. Una bimba di 1 anno e mezzo precipita dal balcone di casa finendo sul terrazzo sottostante. È viva per miracolo. Stava giocando con il fratellino subito dopo aver pranzato. Lui la teneva in braccio. I bimbi si trovavano vicino alla finestra di casa al 3° piano di una palazzina. È stato un attimo, la piccola di 1 anno e mezzo è precipitata finendo nel terrazzo dell'appartamento sottostante. Il grave incidente è avvenuto a Conegliano. Fortunatamente l'appartamento al piano sotto aveva un balcone che ha attutito la caduta della bimba salvandole la vita. Sono stati attimi di panico per i genitori che hanno subito allertato i mezzi di soccorso. Sul posto il SUME 118, la bambina non ha mai perso conoscenza, è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Treviso e ricoverata nel reparto di pediatria. Le sue condizioni non sono gravi. Clandestini fuggono da un camion arrivato dalla Tunisia, i carabinieri ne rintracciano 3. Brendola. Sono rimasti chiusi nel rimorchio per 2 giorni interi i 5 migranti che sono fuggiti ieri dal retro di un camion partito dalla Tunisia. L'autista, arrivato nel pomeriggio di ieri nella sede di una ditta di trasporti internazionali nella zona industriale vicino all'autostrada, appena aperti i portelloni si è visto saltare davanti queste persone dalla pelle scura che si sono dileguate immediatamente. Dopo la grande sorpresa l'autista ha contattato i carabinieri che hanno subito avviato le ricerche e interrogato l'uomo, all'oscuro di tutto. Infatti i sigilli del camion erano ancora intatti. Gli uomini dell'Arma sono riusciti a rintracciare 3 clandestini, ora in una struttura di Brendola. I carabinieri di Marostica hanno arrestato una coppia di coniugi domiciliati a Mason Vicentino. Si tratta di un 32enne e di una 44enne con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini sono partite dopo le segnalazioni di alcuni genitori preoccupati per il comportamento dei propri figli che avevano cominciato a consumare hashish e marijuana. La pista battuta dai militari dell'Arma ha condotto sino all'abitazione nei pressi della quale è stato notato un via vai di giovani, anche minorenni. I militari hanno osservato i coniugi fino a quando questi non sono stati visti consumare stupefacenti lungo un argine del fiume. A quel punto è scattato il blitz dei militari che hanno condotto i due presso la loro abitazione per una perquisizione domiciliare. All'interno della casa i carabinieri hanno rinvenuto una stanza chiusa a chiave attrezzata a serra per la coltivazione intensiva della marijuana. 2 donne cinesi sono state denunciate dai carabinieri di Padova per sfruttamento della prostituzione. Gestivano una casa di appuntamenti a Ponte Vigo d'Arzere sfruttando un connazionale. Il via vai di clienti era continuo, notte e giorno. I residenti di via San Vincenzo de Paoli a Ponte Vigo d'Arzere hanno chiamato i carabinieri. Lunedì pomeriggio i militari hanno trovato in un appartamento di un condominio residenziale, tranquillo, una donna cinese di 40 anni che dopo qualche esitazione gli ha raccontato tutto e ha denunciato le 2 maîtresse, 2 connazionali di 50 anni che sono state denunciate per sfruttamento della prostituzione. Le tariffe delle prestazioni andavano dai 30 ai 100 euro e, a quanto pare, la prostituta si regolava in base all'aspetto degli uomini, se vestiti eleganti oppure modestamente.
Non sono soddisfatte le mamme e i genitori no fuss del Veneto dopo la votazione del Parlamento europeo a Strasburgo sulla rifusione della direttiva sull'acqua destinata al consumo umano. È quanto si legge in una nota diffusa dal comitato composto dai cittadini dell'area contaminata del Veneto, che in questi giorni è sbarcata a Strasburgo e la cui battaglia per introdurre limiti FAS zero è stata fatta propria da esponenti italiani di diversi gruppi politici. Per quanto riguarda i FAS non è stata accettata la proposta di porre limiti pari e neppure il più vicino a zero, prosegue la nota. È stata però accolta la proposta che esprime la necessità di aggiornare regolarmente l'analisi del rischio man mano che vengono scoperte nuove sostanze contaminanti nell'acqua. La strada è ancora lunga, conclude la nota delle mamme no fuss, ma continueremo ad informare e stimolare i parlamentari per contrastare la disinformazione sulla pericolosità dei FAS. Bolli auto, ancora tanti a non pagarlo, vediamo com'è la situazione nel Vicentino. Bollo auto nel Vicentino, cresce la quota di chi paga con regolarità. Nel 2015 il gettito equivaleva a 98 milioni di euro, nel 2016 a più di 105 milioni e 108 milioni e mezzo nel 2017. Ma c'è anche chi non versa il bollo, sarà per la crisi economica, per negligenza o per dimenticanza, ma nella provincia iberica mancano 32 milioni e 200 mila euro di pagamenti, vale a dire il 24% del totale dovuto. L'ultima stima è del 2015, quando nella classifica veneta al primo posto compare Verona con quasi 37 milioni di euro di evasione, al secondo Padova con 34 milioni, al terzo Treviso con 32,5, al quarto Vicenza, seguita da Venezia, Rovigo e Belluno. Seconda giornata oggi dell'Assemblea ANCI in corso a Rimini, a cui è intervenuto anche il capo dello Stato Mattarella. Intanto il sindaco di Treviso Mario Conte parla delle buone notizie arrivate nella prima giornata. Dal lungomare di Rimini il sindaco di Treviso Mario Conte, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, fa un bilancio della prima giornata dell'Assemblea dell'ANCI in corso nella località romagnola, e per i comuni arrivano buone notizie. Che ha confermato la bella notizia per Treviso, che i soldi del bando periferie sono confermati, ma sono confermati addirittura già a partire dal 2019. Soldi che saranno erogati in base allo stato di avanzamento dei lavori e degli step progettuali. Treviso entro il 15 settembre del 2018 aveva presentato tutti i progetti esecutivi, quindi siamo prontissimi per cominciare queste opere che vedranno degli interventi importanti nei quartieri di Santa Maria del Rovere, di Selvana, e per quanto riguarda l'illuminazione pubblica anche per tutti gli altri quartieri della città. Buone notizie anche per correntisti e soci delle due banche Credi Veneto e BCC Alta Padovana, messe in liquidazione dalla Banca d'Italia. Famiglie e imprese che a causa di questa operazione ci avevano rimesso i risparmi rientrano nello specifico fondo di ristoro del governo. Banche padovane, una buona notizia per i soci di Credi Veneto, ex Credito Cooperativo di Montagnana, e per quelli della BCC Alta Padovana. I soci di Credi Veneto potranno accedere al fondo in attuazione che questo governo sta inserendo con la legge di bilancio, e quindi c'è una speranza di un 30% d'acconto, e a seguito quello che naturalmente si potrà in base ai conti dormienti. Il tutto perché messa in liquidazione coatta dopo il 16 novembre 2015, come recita la legge del dicembre 2017. Così la buona notizia c'è anche per i soci e risparmiatori della BCC Alta Padovana di Campodarsego. Essendo stata messa in liquidazione il 15 dicembre 2015, per un mese sono dentro al fondo che è stato istituito, il fondo del ristoro. Il fondo di ristoro finanziario spetta a quei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto dalle banche, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri. Ha una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
Sul sito dell'associazione Ezzelino III da Onara tutte le informazioni. La prima è che viene riconosciuto un acconto del 30%. Lunedì incontro pubblico a Montagnana con gli ex soci, circa 9.000, che dopo la messa in liquidazione coatta del locale credito cooperativo da parte della Banca d'Italia nel maggio 2016, il giorno prima dell'assemblea dei soci, circa 20 milioni di euro di risparmi di famiglie e piccole imprese della Bassa Padovana e Veronese andarono in fumo. Adesso qualche istante di pubblicità e poi altre notizie dal Veneto, restate con noi. Di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, firma a Roma tra Regione Veneto, Comune di Venezia e Ministero dello Sviluppo Economico, in arrivo quasi 27 milioni di euro a sostegno degli investimenti su Porto Marghera. È stato firmato in mattinata nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico l'accordo di programma per la riconversione e la riqualificazione industriale di Porto Marghera. A siglare l'intesa il ministro Luigi Di Maio e il governatore veneto Luca Zaia. L'accordo è finalizzato alla promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente e all'attrazione di nuovi investimenti. Il Ministero si impegna con 20 milioni di euro a sostenere i progetti di privati interessati all'area. Ulteriori 6,7 milioni verranno messi dalla Regione per interventi a sostegno dell'occupazione e dell'adeguamento professionale dei lavoratori. Soddisfatto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che partecipa all'accordo insieme ai rappresentanti di tutti gli enti interessati alla zona del porto. 26 milioni per Porto Marghera per il lancio di tutta l'area di crisi complessa, anche a Murano, per tutti gli imprenditori che vorranno organizzare progetti di rilancio dell'area. La Regione ci ha messo 6 milioni, 20 milioni li mette il Ministero dello Sviluppo Economico. Sono convinto che ancora una volta un passo verso il rilancio di Porto Marghera. A seguito della sottoscrizione dell'accordo verranno banditi appositi avvisi pubblici per permettere alle aziende interessate di presentare domanda di finanziamento per i 20 milioni messi a disposizione dal Ministero. Una call effettuata a marzo 2018 ha dimostrato un forte interesse a investire nell'area, con 59 progetti di sviluppo o riqualificazione per un valore di circa 600 milioni di euro di investimento e 1000 nuovi posti di lavoro. Questa è un'area che non ha eguali al mondo da un punto di vista logistico. Ma non c'è un'altra area servita così come è servita Porto Marghera. Ha una capacità ricettiva per le imprese straordinaria e poi non dimentichiamoci mai che se lei dovesse aprire un'impresa, un'azienda a Porto Marghera, oltre ad essere servito da aereo, treno, gomma, navi, energia, lei può portare il suo cliente a bere il caffè in Piazza San Marco. Questo non lo può fare nessun altro al mondo. Confartigianato Imprese Treviso e Centro Marca Banca hanno siglato un accordo per un fondo di 30 milioni di euro a tassi agevolati a favore delle piccole imprese. 10 milioni di questi saranno utilizzati per il pagamento delle tredicesime. Le tredicesime sono salve grazie a questa collaborazione di Centro Marca Banca con il nostro sistema Confartigianato Mandamento di Treviso. Per le piccole aziende artigiane anche il pagamento delle tredicesime ai propri dipendenti può diventare un ostacolo non sempre facilmente superabile, perché nonostante la ripresa le piccole realtà imprenditoriali stanno continuando a vivere un momento delicato. Aziende che hanno tante difficoltà, tante problematiche datate dalla burocrazia, dalla difficoltà di liquidità, dalla difficoltà di innovarsi. In questo momento viviamo in una situazione in cui le aziende grandi sono in un momento di sviluppo, quindi stanno cercando di assumere ed è molto difficile per loro trovare personale qualificato. Dall'altra parte le aziende piccole fanno fatica a competere e quindi sono in un momento di sofferenza. Di fronte a questo quadro arriva l'accordo sottoscritto da Confartigianato e Centro Marca Banca, che prevede un fondo di 30 milioni di euro a tassi agevolati a favore delle piccole imprese. 10 saranno dedicati al rinnovo del parco automezzi e del parco tecnologico dei macchinari, altrettanti alla liquidità corrente e gli ultimi 10 milioni proprio al pagamento delle tredicesime. Mira a strutturare una soluzione dedicata su misura per le specifiche esigenze di approvvigionamento finanziario delle piccole e medie imprese della provincia. Turismo e crisi di molte ville venete, l'ultimo caso è di Villa Emo a Fanzolo di Vedelago in provincia di Treviso, dove lo storico presidente Cremasco ha lasciato e da novembre sarà sostituito dal presidente del consorzio Brentella Giuseppe Romano.
Forse gli unici contenti sarebbero stati proprio gli Emo, la famiglia patrizia veneta che finanziò la Brentella di Fra Giovanni Giocondo e il Palladio per l'edificazione della loro villa a Fanzolo di Vedelago, due realtà dal prossimo novembre unite da un unico presidente, Giuseppe Romano, numero 1 del Consorzio Acqueo e del gioiello dell'architettura veneta. L'impegno del CDA sia di fondazione che di credo primi giorni di dare continuità e di confermare quella valorizzazione estremamente importante che ha Villa Emo nel comprensorio, nel territorio della nostra provincia e del Veneto. Nomina onorevole ma anche onerosa perché, a benedirlo, Villa Emo costa tanto in manutenzioni continue che però non vengono coperte dalle entrate turistiche, motivo per il quale lo storico presidente Cremasco, che salvò la villa dagli assalti dei cavatori, ora ha deciso di gettare la spugna ritenendo impossibile in queste condizioni tenere a posto i bilanci. Del resto il Credito Trevigiano Commissariato non partecipa più alle spese e non ci sono fondi per un'adeguata promozione che porti numeri sufficienti a visitare la villa. Che sia molto complicato è indubbio e c'è. Noi pensiamo che dalle difficoltà arrivino le opportunità, per cui ci crediamo, vogliamo andare avanti e vogliamo continuare a dare quelle risposte che finora ci sono date e fare del mio meglio per essere all'altezza del Presidente Cremasco. Vogliamo rimanere, ripeto, molto vicini al territorio, molto vicini ai soci e molto vicini a quella opportunità che per noi si chiama Villa Emo. Cambiamo argomento. Marzia Bisognin, vicentina di Arzignano, è la youtuber italiana più famosa al mondo, forse sarebbe meglio dire era, perché nonostante i suoi 7 milioni e mezzo di follower ha deciso di dire addio al web e lo ha fatto con un video postato naturalmente su YouTube. Lei è Marzia Bisognin di Arzignano, 26 anni appena compiuti, è all'attivo 7 milioni e mezzo di seguaci su YouTube, canale sul quale parla di tendenze, moda, cucina. Video che l'hanno resa la youtuber italiana più famosa al mondo, ma all'improvviso Marzia ha capito che questa sua realtà le stava stretta e così, proprio utilizzando YouTube, ha pubblicato quello che è stato il suo ultimo video per dare l'addio ai suoi amici virtuali. Ad un certo punto, spiega Marzia, ho sentito che c'era qualcosa di sbagliato, era tagliata fuori dal mondo, mi mancavano le mie amicizie e allora ho capito che ero chiuso in una bolla confortevole, ma non era giusto vivere così. Durante quest'anno ho faticato a trovare una ragione per continuare, ma ho amato ogni singolo momento della mia esperienza. È stato bellissimo condividere le mie esperienze con i follower, continua ancora Marzia, ma ho capito che era arrivato il momento di fare qualcosa di diverso. Qualcuno di voi potrà essere arrabbiato con me, ma ho bisogno di essere onesta, di trovare la mia strada perché per molto tempo mi sono sentita come se stessi seguendo quella di qualcun altro. Una decisione che non sarà stato certo semplice prendere per Marzia, ma che ora le consentirà di vivere una vita come quella di tutte le sue coetanee. Siamo in chiusura, subito dopo di noi ore 13, poi vi ricordo questa sera torna puntuale 20:10, si parlerà di legittima difesa con in studio l'avvocato Fabio Pinelli e in collegamento telefonico il senatore padovano della Lega Ostellari, relatore del disegno di legge. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Ancora bel tempo sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'alta pressione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo. Asciutto e stabile su tutte le province con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature in aumento. Minime tra 7 e 11 gradi. Massime comprese invece tra 20 e 24 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole, sarà dunque una bella giornata caratterizzata da un cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature in aumento con minime tra 9 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 18 e 21 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, ampio soleggiamento su tutti i settori, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono delle piogge sui settori alpini di confine.
Temperature in aumento con minime tra 7 e 10 gradi. Massime oscillanti invece tra 24 e 26 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.